Quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole e con bocca. When Our Lady wants us to pray, she doesn't want us to pray only with the words, with our lips. Ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno, piano piano, aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche stesso esempio il nostro cuore, ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo 2 preghiere con cuore, ma voi aprite il vostro cuore But she wants us to open our hearts, e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. so that holy eyes moment in our lives. E in questo momento Gesù viene vivo in mezzo a di noi. And the moment of holy Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù. E la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani del mondo. And Our Lady is very worried about the young people all over the world. Che i giovani vivono in situazioni molto che noi siamo portatori. La sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. And she's giving La us, Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore, così. E loro possiamo dire anche i messaggi della Madonna. Così, guarda, adesso quello momento, facciamo un momento in silenzio e una preghiera, una benedizione su di tutti. E dopo chiudiamo un Padre nostro, Ave Maria e gloria al Padre per tutte le vostre intenzioni. Quando finiamo così usciamo piano, cominciamo con altri. Grazie. Vitska says, I'm very happy that I was here to be able with you this morning and share the message of Our Lady. But we need to close this meeting because of different language groups who are waiting to hear the message of Our Lady. Because she is not able to pray over us 2 by 2, I'm kindly asking all of you, we are going to spend this more time in the silence. This is very important. Vitska is going to pray for blessing for all of us, and then we'll conclude the prayer together with one Our Father, Hail Mary, and Glory be. Thank you.